l'amarezza che rimane a tutti quanti nella Lega di non essere riusciti a far scattare il consigliere regionale, che era l'obiettivo principale, quindi non possiamo essere contenti. La Lega bellunese, per la prima volta dopo decenni di dominio incontrastato, stavolta è rimasta a bocca asciutta, fuori dai giochi l'uscente Silvia Cestaro, per la quale alla vigilia il seggio sembrava praticamente certo. Andrea De Bernardin, che del Carroccio è il segretario provinciale, non nasconde la delusione, pur se il dato complessivo raggiunto dal partito, 27,33% contro il 27,71% di Fratelli d'Italia, è buono perché la Lega ha tenuto. Possiamo dire di essere una squadra. Io credo che in questi 3 anni da segretario provinciale posso dire di aver avuto con me una squadra e di aver in qualche maniera creato anche una certa consolidatezza nella nostra base. Non la pensa così l'assessore uscente Giampaolo Bottacin, che qualche settimana fa ha denunciato senza se e senza ma la distanza siderale del partito. Quando in una coppia le cose non vanno, generalmente le colpe non sono mai di uno solo, quindi Bottacin può dire quello che vuole, io rispondo in maniera molto semplice che quando non ci si trova più bene in un partito, quando quel partito che ti vede da tanti anni partecipa in prima persona come militante, non ti va più bene, non ti va più a genio, c'è sempre la possibilità di andare via perché sei indispettito dal partito. Io non l'ho fatto, sono nel partito esattamente come Bottacin dal 93. Credo che questo partito abbia ancora molto da dare, ma per dare al partito bisogna essere anche capaci di rapportarsi con il partito e con chi sta dentro al partito, non solamente col segretario provinciale, in maniera amichevole soprattutto. Ma già in queste ore la resa dei conti interni è iniziata e potrebbe non essere escluso che a De Bernardin venga richiesto di fare un passo indietro. Il mio futuro da segretario provinciale termina in gennaio del 2026 perché sono 3 anni e quindi ho ancora 2 mesi in realtà di segreteria provinciale. Se qualcuno chiede la mia testa, non faccio altro che svitarmela e gliela consegno anche seduta stante perché ricordo essere un incarico abbastanza complesso, abbastanza impegnativo e soprattutto gratuito.